Bentrovati, ci troviamo in banchina a Porto Torres, dietro di me come vedete la nave Moby, per documentare un avvenimento molto importante per Porto Torres e la Sardegna tutta. Dalla Moby scenderà a momenti la Madonna di Bonaria, che come sapete è la protettrice, la patrona di tutta la Sardegna, e scende nei porti principali, nelle città portuali principali. Adesso sta per essere accolta dalla città di Porto Torres, dalle istituzioni civili e religiose, e verrà poi condotta alla Basilica. Qual è l'iniziativa? L'iniziativa parte dai padri mercedari, che è in memoria degli 800 anni dell'ordine, e hanno proposto questo periplo della Sardegna. È la seconda volta che giunge a Porto Torres, ma come vediamo ha lo stesso entusiasmo della prima volta, rispecchia la stessa devozione e lo stesso amore filiale per la Madonna come la prima volta che è venuta qui a Porto Torres. Sindaco di Porto Torres, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Dove stiamo andando? Adesso portiamo la statua della Madonna nella chiesa più importante della città, che è la Basilica di San Gavino, dove ci sono di solito custoditi i tre martiri turitani, che invece in questo momento sono nella chiesetta di Balai, perché è iniziato il periodo dei festeggiamenti del rito. E lì rimarrà? E lei rimarrà fino a questa sera, quando poi ripartirà nel suo pellegrinaggio intorno alla Sardegna, destinazione Olbia.